Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IEM. Ringraziamo come sempre in apertura tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questo festival e i moltissimi partner e media partner che ci aiutano a diffonderlo su tutto il territorio nazionale. Siamo arrivati, come sapete, alla quarta edizione di questa iniziativa. Il titolo di quest'anno è Il cambiamento sei tu. Stiamo affrontando questo tema dal punto di vista educativo con molti relatori importanti, con dei preziosi contributi che coinvolgono educatori, insegnanti, genitori, ma anche i ragazzi, in particolare negli appuntamenti del mattino. Stiamo trasmettendo, come sempre, dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e ci trovate in diretta sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo ancora una volta il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia con grande entusiasmo, arrivano molti apprezzamenti, molti commenti, vi invitiamo a continuare a commentare le nostre dirette sui canali social e ringraziamo tutti quelli tra voi che ci stanno aiutando a rilanciare questa iniziativa sui propri canali e profili. Oggi in sala con noi sono presenti le ragazze e i ragazzi dell'Istituto ENAIP di Conegliano, che prego la regia di mostrare e che chiedo a loro di farci sentire con un applauso. Siamo veramente molto contenti della vostra presenza qui, vi ringraziamo voi e i vostri insegnanti di essere arrivati fino a Vittorio Veneto, avete fatto il viaggio in treno, giusto? E poi un pezzo a piedi, quindi a maggior ragione grazie. E poi ringraziamo altre persone che sono presenti, arrivano anche da Torino e da Ancona, abbiamo il piacere di avere delle educatrici con noi che hanno fatto molta strada per venire al festival Educhiamoci, quindi grazie infinite per la vostra partecipazione di persona. Qui con noi in studio c'è anche la dottoressa Letizia Cavallini, dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto, a cui diamo il benvenuto. Grazie per essere tornata a Educhiamoci e più tardi le daremo la parola per prima dopo l'intervento del nostro relatore di oggi. Ricordiamo a tutte le persone che ci seguono da casa che c'è un sito dedicato al Festival Educhiamoci, il sito è www.educhiamocivittorioveneto.it. Dal sito potrete scaricare il programma, trovare i link per partecipare online a tutti i nostri incontri e soprattutto consultare la mediateca dove rimangono per sempre e gratuitamente i video di tutti i relatori di tutte le edizioni di Educhiamoci. Quindi veramente un repertorio straordinario di spunti, riflessioni e approfondimenti sul tema dell'educazione. Entriamo nel vivo dell'incontro di oggi, il cui titolo è Da bambino problema a bambino risorsa, l'esperienza di Fundația Parada a Bucarest. Per trattare questo tema abbiamo con noi Franco Loisio, che ringraziamo davvero tantissimo per essere venuto da Bucarest qui a Vittorio Veneto e quindi lo accogliamo con un applauso. Grazie Franco. Ve lo presento naturalmente, Franco Loisio si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Milano. Durante il periodo universitario ha iniziato la sua attività sociale nell'ambito della lotta al disagio giovanile, collaborando con varie cooperative milanesi. Nel 1997 si è spostato a Kathmandu come capo progetto per lo sviluppo di servizi dedicati all'infanzia di strada. La sua attività è continuata poi in Palestina e in Somalia, e poi ha approdato a Bucarest nel 2000 dove ha sviluppato le attività di Fundația Parada, di cui è attualmente presidente, attività che vengono svolte in favore dei bambini orfani che vivono nei canali sotterranei della capitale. A Bucarest è membro fondatore del SAMU Sociale Romania in favore di persone senza fissa dimora, di Associazione Serviciul Apel, sviluppo comunitario, e di Ateliere Fara Frontiere, reinserimento professionale di giovani svantaggiati. Quindi siamo veramente contenti di avere con noi Franco, con cui abbiamo stabilito un rapporto di reciproca stima e simpatia, quindi ci daremo anche del tu in questo incontro. Prima di passare la parola a Franco Loisio, ricordiamo a tutte le persone che ci seguono da remoto che potete scrivere i vostri commenti o porre eventuali domande al nostro relatore scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione oppure appunto commentando sui canali social. Lascio quindi la parola a Franco Loisio e auguro a tutti un buon incontro.
Tocca a me quindi. Buongiorno, grazie mille, intanto sono onorato di essere qui, grazie per l'invito, grazie a tutti quanti voi partecipate, spero, perché ho visto il festival, il programma del festival molto interessante, persone assolutamente qualificate che in genere le studi come operatore, poi sapere che partecipi insieme a loro ad un evento di questo genere, spero di riuscire perlomeno a mantenere quel livello elevato che avete stabilito in questi giorni. Ringrazio soprattutto voi, gli studenti che siete qui, anche gli altri chiaramente, perché ne parlavo prima con la dottoressa, per me è una coincidenza, io vi racconterò un'esperienza concreta, non sono un teorico, non sono un professore, sono un operatore di strada, per caso sono diventato operatore di strada, diceva prima Marco, ho studiato scienze politiche, ma al liceo, alle superiori, ho fatto una scuola di turismo, una scuola professionale per il turismo. Livio Bertarelli di Milano, e i primi 3 anni ero diventato accompagnatore turistico, dopodiché ho fatto il quarto e il quinto anno come operatore turistico, per cui mi fa piacere, ecco, di avere a che fare con una serie di studenti che hanno il mio stesso percorso, diciamo, di studi. Altra coincidenza è il fatto che l'avventura in Italia di questa esperienza che vi racconterò, questa di Fundazia Parada, l'avventura in Italia è iniziata a pochi chilometri di distanza da qui, a Bassano del Grappa, e stiamo parlando della fine degli anni 90, quando una professoressa di francese di un liceo di Bassano del Grappa lesse di questo clown francese Milou Dukili, che fu poi il fondatore di Parada, del lavoro che stava facendo lui come clown con i bambini dei canali di Bucarest, per cui lei va in Romania per una sua visita e decide di andare a trovare questo clown. Per cui lo invita, conoscendo l'associazione, vedendo il lavoro che sta facendo, lo invita e dice: perché non viene a fare uno spettacolo a Bassano del Grappa? E il primo incontro tra la Fondazione Parada e l'Italia è venuta proprio a pochi chilometri da qui, per cui, come dici, guarda tu le coincidenze davvero. Per cui grazie ancora per la possibilità di essere qui, che per noi vuol dire un po', per me, rifare un percorso individuale legato al turismo, per Parada riprendere un po' le origini del rapporto con l'Italia. Come diceva Marco e come dicevamo, io racconterò un'esperienza concreta che è quella di Fundazia Parada, che nasce e viene creata all'inizio degli anni 90 a Bucarest. Come probabilmente sapete, insomma, il blocco dell'Est a partire dall'89 crolla, fine anni 80, inizio anni 90 crolla tutto il blocco dei paesi sovietici, la Romania, la caduta del regime di Ceausescu è nell'89, a dicembre dell'89, e lì si apre una fase in cui tutta la società romena, in qualche modo una transizione drammatica, per cui crolla un regime, un sistema sociale bello brutto com'era, adesso non sta qui a noi fare quel tipo di analisi, però fatto sta che si rompe un equilibrio sociale che in qualche modo teneva in piedi il paese. All'interno di questa rottura del paese succede che appunto crolla tutto un sistema, il sistema scolastico, il sistema dei servizi, le cose. Ci fu una politica prima del regime che era quella come dire, nella paranoia del creare l'uomo nuovo, l'uomo socialista, eccetera, uno stimolo alla popolazione a fare bambini, poi la creazione di questi grossi centri dove i bambini venivano presi dalle famiglie per essere educati e diventare poi come dire, l'asse della società. Questo sistema crolla e tutta una serie di centinaia, migliaia di questi ragazzini, di queste famiglie che in qualche modo erano tenute all'interno del sistema, si ritrovano completamente disorientate. A differenza di altri paesi, la Romania è stata caratterizzata da una mancanza di potere alternativo. Adesso scusatemi se uso questi termini, però fatto sta che i primi 10 anni dopo l'89 sono stati degli anni di caos completo per il paese. E per cui ci sono un'enorme migliaia di ragazzini che o scappano dagli orfanotrofi o scappano dalle famiglie, e lì nasce il fenomeno dei bambini di strada di Bucarest. In Italia si è parlato tanto dei bambini delle fogne di Bucarest, però tendo a chiarire che fortunatamente neanche a Bucarest e da nessuna parte i bambini sono cresciuti nelle fogne.
Stiamo parlando dei canali del riscaldamento. Bucarest, come molte città dell'est e come molte città in Romania, è una città teleriscaldata, cioè vuol dire che ci sono queste grosse centrali termiche che producono acqua calda nei vari settori e che poi distribuiscono l'acqua calda nei vari appartamenti, nei palazzi, eccetera. Per cui la città è attraversata da questo immenso reticolo di gallerie che vengono utilizzati per il personale della manutenzione della rete e per cui ci sono. Tenete conto che stiamo parlando di una città che generalmente ha degli inverni molto freddi, per cui sono trovate tutte le condizioni, una serie di ragazzini che scappavano dalle case, dalle famiglie, dagli orfanotrofi per arrivare sulla strada, inverni particolarmente freddi ed un clima ed un sistema di gallerie invece riscaldato perché ci passava l'acqua calda, per cui si è creato quella massa critica per la nascita del fenomeno dei bambini di strada di Bucarest. Però ripeto, non stiamo parlando delle fogne, stiamo parlando di un'altra cosa. È giusto chiarirlo perché poi se no sembra quasi che appunto la Romania sia un paese, no, si sono create delle condizioni storiche che hanno permesso la nascita di quel fenomeno. Adesso Fede, se mi aiuti un po' con le slide. Per cui appunto nasce questo fenomeno che è il fenomeno dei bambini di strada di Bucarest e nascono chiaramente anche attività per il sostegno di questi ragazzi, di questi bambini. Tenete conto, parliamo di veramente ai tempi, quando io sono arrivato a Bucarest, sono arrivato la prima volta nel 99, stavamo parlando di 5-6 mila bambini, l'età media era tra i 7 e i 12 anni, per cui stiamo parlando veramente di bambini. Come operatori chiaramente cominciamo a lavorare, abbiamo avuto un approccio che è sempre stato quello di aiutare i ragazzi in qualche modo a trovare le risorse, le loro risorse per reinserirsi. Allora, avete visto nella slide, dico, la strada e la spazzatura della società. Questo noi stiamo cercando un po' in qualche modo appunto di estrarre da un'esperienza concreta che è quella delle attività che abbiamo oramai da 28 anni a Bucarest, anche delle, come dire, delle sintesi che siano un po' in qualche modo magari su cui aprire delle discussioni. Noi come operatori consideriamo la strada come la spazzatura della società, nel senso che sulla strada arrivano tutte quelle persone, quelle categorie, quelle cose che in qualche modo la società butta via, che non riescono in qualche modo ad inserirsi per tanti motivi. E partiamo dall'idea che se è vero che in qualche modo si dice fammi vedere i rifiuti che produci e in qualche modo posso dedurre un po' del tuo stile di vita, ed è vero, no? Se andiamo a vedere la spazzatura che noi produciamo quotidianamente, se ci mettiamo ad analizzarlo in qualche modo ci dice qualcosa su di noi, ci dice che tipi di consumo abbiamo, che tipi di stile di vita abbiamo, quali sono i modelli che seguiamo, eccetera. Leggendo chi arriva sulla strada, chi vive sulla strada, ci siamo resi conto che potevamo leggere in qualche modo, chiaramente non in maniera esatta, però potevamo avere delle indicazioni generali su che tipo di paese, con che tipo di paese stiamo avendo a che fare e quali sono i modelli di sviluppo predominanti in quel paese. Per cui la strada di Bucarest dei tempi, ma anche oggi in maniera diversa, poi ne parleremo perché chiaramente sono passati quasi 30 anni. La strada di Bucarest dei tempi ci diceva che il grosso dei ragazzi primo venivano dalle categorie Rom, dall'etnia Rom, che nonostante sia un'etnia che rappresenta circa il 10-12% della popolazione romena, sulla strada era quasi il 50%, per cui già ci dava l'informazione che l'etnia Rom era fortemente discriminata. In secondo luogo ci diceva che il grosso dei ragazzi venivano dal nord-est della Romania, dalla Moldavia romena e dalla fascia sud, quella al confine con la Bulgaria, vicino al Danubio, che in effetti erano e sono le zone più arretrate del paese, per cui più povere. E in più ci dicevano che che sono ragazzi che provengono da situazioni familiari disgregate. Per cui avevamo già, come dire, in qualche modo una chiave di lettura di quella che era la società romena e questo in generale la strada, anche qui da noi ci dà questo tipo di informazioni. Se guardiamo, i ragazzi di strada esistono oramai anche in Italia, chiaramente stiamo parlando di un fenomeno che è principalmente un fenomeno urbano, in contesti
come questo di Vittorio Veneto, o comunque in contesti di questo tipo, è molto più difficile, però in un contesto urbano il fenomeno strada esiste, è presente, un po' storicamente come homeless, un po' anche come fenomeno di marginalità giovanile. Per cui appunto se guardiamo la strada per esempio che c'è in questo momento in Italia, ripeto in contesti ad esempio come Milano, ci possiamo rendere conto che effettivamente quali sono le categorie in questo momento più marginali all'interno della società, quali sono quelle più esposte. Allora principalmente la nostra strada in Italia, parlando con tanti colleghi che lavorano qui, è fatta principalmente di migranti, che però per un operatore sociale vuol dire niente la cosa, però stiamo parlando chiaramente delle categorie più fragili, piuttosto che di persone in situazioni di tossicodipendenza che provengono da quartieri di un certo tipo, eccetera. E questo un po' alla strada ci dicono quali sono le categorie della marginalità urbana, quelle più presenti e con cui bisogna confrontarsi come operatori. Ripeto, io parto sempre dal punto di vista dell'operatore, non teorico. Diciamo poi che la strada ad un certo punto porta la persona in una condizione di invisibilità sociale. Questo ce ne siamo resi conto a Bucarest. Uno si dice, caspita, però come vi dicevo sono arrivato nel 99 la prima volta a Bucarest, parlavamo di una popolazione di circa 5.000 bambini, questi sono dati statistici, ricerche, che uno dice, beh, 5.000 sono tanti, perché effettivamente 5.000 bambini, poi parlando di bambini piccoli, però se teniamo conto che stiamo parlando di una città di quasi 2,5 milioni di abitanti, uno dice dal punto di vista statistico è niente, insomma, non significativo. Chiaramente una città di 2,5 milioni di abitanti, capitale, avrebbe le risorse per risolvere il problema di 5.000 bambini. Il problema però è appunto legato agli effetti che ha la strada. La strada ad un certo punto ti porta a diventare invisibile. Vi do l'esempio dei ragazzini che sniffavano colla, poi trovate vari video, purtroppo avevamo preparato una serie di video che però per un problema legati ai copyright, agli algoritmi, a tutto ciò dell'intelligenza non possiamo farvi vedere, ne mostreremo qualcuno fatto da noi, autoprodotto, però trovate tante informazioni su internet, soprattutto se andate sulla pagina YouTube di Parada. Succede che ad un certo punto il ragazzino che sniffava colla, l'Aurolac, che è la colla, che di fatto non è neanche una colla, è una vernice al nitro, i ragazzini sniffavano questa colla un po' per stordirsi, un po' poi la leggenda dice per non sentire la fame, il freddo, eccetera. Più che altro però, sicuramente anche questo però era un modo per stordirsi, ecco, un modo per evadere dalla realtà. Il ragazzino che sniffava colla davanti alla metropolitana di Bucarest oramai faceva parte del panorama della città. Ci passi davanti, così come passi davanti ai cartelloni pubblicitari. La prima volta è un impatto, la seconda un po' meno, la terza volta ci passi e neanche lo vedi più. No, molto spesso viaggiamo nelle nostre città senza neanche renderci conto dei monumenti, delle caratteristiche delle case che abbiamo intorno, perché fanno parte del nostro quotidiano. I ragazzi di strada a Bucarest erano diventati questi, erano diventati invisibili, nel senso facevano oramai parte della quotidianità della città, per cui nessuno si poneva il problema di questi ragazzi. E chiaramente se una cosa non la vedi, non la riconosci come problema, diventa poi difficile immaginarti delle soluzioni, perché tu se riconosci il problema allora cerchi di affrontarlo, ma se una cosa non è più un problema non ti interessa, ecco, ci passi sopra e vai avanti. In genere, quando noi, questo lo dico perché, ripeto, io sono diventato educatore per caso, perché per caso tornavo dall'Inghilterra, il comune di Milano stava cercando un educatore che parlasse inglese, io non ero educatore ma parlavo inglese, per cui un compagno di università mi diceva: Franco, stiamo cercando un educatore per il caso di un ragazzino italiano che si trova in crisi di identità, si rifiuta di parlare oramai in italiano, parla solo in inglese, per cui vado a fare il colloquio e mi assumono, credo non mi abbiano assunto solo per parlare inglese, ma insomma questo è stato il caso che ha voluto che. E avendo poi io come molti giovani ai tempi, credo anche adesso, una grossa spirito, come dire, di voler cambiare il mondo, di fare del bene, di dare un senso alla vita mia in questo mondo,
entro nell'avventura dell'operatore sociale con l'idea vado ad aiutare a salvare il mondo, e poi malapena sono riuscito a salvare me stesso. Però perché dico questo? Perché generalmente quando agli inizi delle professioni sociali, quando ci approcciamo a questo, partiamo veramente con una grossa motivazione interna, che è quella di aiutare gli altri. E partiamo con l'idea che l'altra persona sia una persona assolutamente in difficoltà, che ha bisogno di aiuto e noi ci sentiamo come operatori, spesso lo vedo nella prima fase in cui una persona comincia a diventare operatore sociale, parte veramente con questo spirito volontarista di voler salvare il mondo. Che è un grosso rischio, poi pian piano la persona lavorando, entrando in contatto si rende conto che non è proprio così. Perché, scusami, ritorno sulla slide, perché dico questo? Perché la slide dice, in genere al loro arrivo sulla strada i bambini sono molto dotati. Allora, se voi andate su internet a cercare le immagini dei bambini di strada di qualsiasi parte del mondo, ma in particolare quelli di Bucarest, li guardate e dice, beh, questi sono veramente degli sfigati, cioè questi ragazzi qui sono dei disperati, non hanno nessuna cosa, e non hanno nessuna possibilità, nessuna chance, gli mettiamo il timbro scaduto e li buttiamo via, perché non ci puoi fare niente. Invece noi ci siamo resi conto nel nostro lavoro, nella nostra attività, che i ragazzini che sulla strada ci arrivavano non i peggiori, quelli più in difficoltà, ma ci arrivavano i migliori, quelli che avevano più capacità degli altri, per un semplice motivo, perché vivere sulla strada è difficilissimo. Molto probabilmente io personalmente sicuramente non ce l'avrei fatta, ma immaginare me, Franco Aloisio, all'età di 10 anni, già l'idea di immaginarsi di scappare di casa o di scappare dall'orfanotrofio dove sono cresciuto, dalla struttura in cui sono cresciuto, già vuol dire che il bimbo ha una capacità di proiezione, di immaginare, una forza di mettere in pratica la fuga. E poi la capacità di vivere sulla strada, perché sulla strada in un canale devi mangiare, devi in qualche modo sopravvivere, ci sono tutta una serie di cose che uno deve essere in grado di farlo. Generalmente i ragazzini fragili, i ragazzini più in difficoltà, non scappavano da casa o dagli orfanotrofi, restavano lì. Quelli che scappavano, ripeto, erano quelli più dotati. E poi chiaramente la vita di strada, come si dice anche dopo, ti mangia, ti consuma quelle risorse che tu hai, perché poi chiaramente c'è, nel momento in cui arrivi, sei super dotato, eccetera, poi pian piano la strada ti consuma tutte le energie. Perché la strada veniva considerata dai ragazzi, ma lo è tuttora, come un posto assolutamente libero, dove la strada puoi fare quello che vuoi. Non ho voglia di andare a scuola, mi sveglio quando cazzo voglio, nessuno mi dice nessuno mi dice quello che devo fare, eccetera, faccio quello che voglio io. Invece non è così, guardate che la strada è uno dei luoghi probabilmente più normati, con tante di quelle regole, perché se vuoi sopravvivere sulla strada devi capire come comportarti sulla strada. Allora ci sono le dinamiche relazionali, bisogna capire come, con chi comanda, chi fa che cosa, dove ci sono le risorse, cosa è possibile fare, bisogna capire per esempio quando è il momento di essere visibili, quando è il momento di essere invisibili, perché se sei visibile poi può essere che in qualche modo vai incontro a delle conseguenze. Comunque la strada è un luogo che nonostante venga visto come un luogo della libertà assoluta, invece è un luogo assolutamente normato. E poi pian piano, come si dice, la strada ti consuma le risorse e diventa una prigione. Diventa una prigione perché, dice Javier Emmanuelli, ex ministro della salute francese, fondatore del SAMU sociale in Francia, lui dice, un po' esagera, lui dice per ogni anno passato in strada ci vogliono 5 anni per la riabilitazione. Questo vuol dire che più tu stai sulla strada, più diventa difficile uscirne, nel senso che poi la strada ti risucchia, ti lega. Ora è chiaro che se fosse vero quello che dice Emmanuelli, se una persona è stato 10 anni sulla strada, chance di recupero sarebbero 0, però chiaramente lui estremizza per dire che
laddove il fenomeno appare, e qui è stato il grosso problema di Bucarest, laddove il fenomeno appare prima si interviene e più chance abbiamo di recupero, perché se lasciamo, e lì è stato il grosso errore della città di Bucarest, perché quei ragazzini, 5.000, ripeto, sono un numero statisticamente abbastanza modesto, su una città di 2,5 milioni di abitanti, perché quel fenomeno è resistito così tanto? E perché non si è intervenuto nel momento in cui il fenomeno è apparso. Ma questo è valido per qualsiasi problema sociale, anche prima si interviene e più abbiamo chance di recupero. Se la persona viene lasciata a, come dire, a cristallizzarsi in questa situazione di esclusione, allora diventa molto molto più difficile. E quello dei tempi nell'intervento sociale è in generale uno dei fattori principali. Per cui, adesso poi magari metto un po' di video, perché sennò vedo che i ragazzi giustamente si stanno un po', parlo tanto, per cui appunto si diceva che generalmente approcciamo chi vive sulla strada come una persona assolutamente vuota, e per cui ci diciamo, con questa persona qui non ci puoi fare niente. Se invece partiamo dal punto di vista opposto, cioè ci diciamo che chi è arrivato sulla strada è il migliore, è il più dotato, allora possiamo vedere che quella persona ha delle risorse individuali enormi, piuttosto che guardarlo come un problema, come un contenitore vuoto, come dice la slide. Possiamo guardarlo come una risorsa. E adesso magari, Fede, se mi aiuti un po' con Daniel Romila. E avete visto, Daniel è uno dei nostri ragazzi della prima generazione di Bucarest, era quello che veniva considerato uno dei ragazzini senza nessuna chance, a sniffare colla, cioè anche, a dire la verità, Daniel non ha mai sniffato più di tanto, però viene da un contesto molto difficile e particolare. Però appunto questo è un video che lui si è autoprodotto. Daniel oggi è un nostro collega, lavora con noi,
fa il formatore a Milano, interviene in varie periferie milanesi, perché oltre a Bucarest interveniamo anche a Milano, in contesti delle periferie, interveniamo al Grattosoglio, alla Barona, tutti un po' i quartieri considerati quelli un po' più difficili, no? Dove c'è un grosso problema di dispersione scolastica, di bande di quartieri, di disagio giovanile, eccetera. E Daniel fa questo, interviene, fa educativa di strada e laboratori di circo sociale con questi, oltre ad essere chiaramente formatore artistico, ai suoi spettacoli, fa degli spettacoli anche per Parada. Scusa, ritorno un po' sulle slide. Però appunto è stato l'esempio di di un approccio diverso, cioè del guardare le risorse che aveva questo ragazzo. Nel frattempo Daniel non ha fatto solo circo, ha finito anche le superiori, ha fatto anche l'università, dopodiché ha seguito la sua parte artistica. Oggi devo dire che è un artista. Tenete conto che lui adesso a novembre ci saranno le giornate dell'arte circense all'Università di Vianoto a Milano, e Daniel è formatore per tutta la settimana, per cui voglio dire, immaginandosi un ragazzino che è partito da un canale dall'altra parte d'Europa, insomma, voglio dire, è la dimostrazione vivente del fatto che anche chi vive nelle situazioni più estreme ha comunque un potenziale enorme che può essere in qualche modo sfruttato da lui stesso. Noi come operatori siamo degli strumenti, poi se qualcuno crede di fare l'operatore sociale e di salvare la vita degli altri, forse lo fa per salvare la vita di se stesso, perché gli altri hanno le risorse per salvarsi da soli, per uscirne, bisogna identificarle e aiutare la persona ad aver fiducia in sé. Il circo sociale fa questo, è una cosa di interessante che hanno le attività di circo. E poi una parentesi, Parada fa circo perché il suo fondatore era un clown. Se probabilmente il suo fondatore fosse stato un cantante, avremmo fatto musica, se fosse stato un pittore avremmo fatto pittura. Il caso vuole, l'occasione vuole che era un clown e per cui abbiamo fatto circo. No, adesso chiaramente il circo ha delle valenze, un po' ne parleremo poi a novembre, alle giornate del circo di Milano. Il circo sociale però ha delle potenzialità in più che altri tipi di arte non hanno, e poi lo vedremo più avanti poi nelle prossime slide. Perché questi ragazzi abbiano una parte di loro, e poi io sto raccontando chiaramente abbiamo avuto come Parada, trovate tanto, anche perché la fondazione era molto conosciuta in Italia negli anni scorsi, abbiamo avuto dei successi straordinari, veramente possiamo ogni tanto non lodarci noi, i ragazzi hanno fatto delle cose straordinarie, abbiamo avuto però, ripeto, anche dei fallimenti altrettanto eclatanti, Abbiamo avuto situazioni in cui abbiamo lavorato per anni con ragazzi senza riuscire, purtroppo non abbiamo potuto far vedere il primo video, però abbiamo avuto anche tanti fallimenti, tanti anni di lavoro con alcuni ragazze e ragazzi senza riuscire veramente a cambiare in nessun modo la loro possibilità di vita. Abbiamo avuto un tasso di morte altissimo. Di quei 5.000 ragazzi di cui vi parlavo prima, bambini e ragazzi, oggi quel fenomeno non esiste più perché una parte si sono reintegrati, una parte in qualche modo hanno trovato in qualche modo un modo di sopravvivere, eccetera, una parte purtroppo ci hanno lasciato la pelle, cioè sono morti, perché poi la vita di strada ti porta anche a questo, e di morti ne abbiamo avuti tanti, ci sono stati anni in cui avevamo funerali di bambini e ragazzini a decine l'anno, e chiaramente seppellire dei bambini e dei ragazzini non è una roba, è una cosa che ti spacca dentro, ti insegna molto di questa cosa qua. Però purtroppo questa è la vita, io ripeto, sono uno molto concreto, sono un operatore di strada, per cui vado diretto, so che spero di non toccare le sensibilità di nessuno. Però la chiave è sempre stato appunto è stato cambiare l'approccio, quello di cui sto parlando dall'inizio, di non vedere la persona come un contenitore vuoto, un povero sfigato, una povera sfigata, ma di vederlo come una persona ricca. Allora, qualche tempo fa mi è capitato di vedere in rete, che ero su Facebook o su Instagram, non mi ricordo, è stato 2 o 3 anni fa, c'era la foto di un ragazzino alla stazione Termini di Roma, con un cartello, con un cartone che diceva "ho fame di affetto".
Era un ragazzino di strada, io non so se era fake la foto oppure no, cioè, magari qualcuno l'ha creata, non lo so, però la foto mi colpì perché effettivamente quel bambino che viveva, che evidentemente noi trattiamo come l'accattone, no? Quello che chiede l'elemosina, eccetera, 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 stava dicendo che quello che gli manca è la relazione, perché guardate, sulla strada non si muore di fame. Credetemi, né a Bucarest né da nessuna parte nel mondo chi vive sulla strada muore di fame, perché ripeto, sulla strada ci arrivano i migliori all'inizio, quelli più grandi, quelli più dotati, la strada è ricca di opportunità, sulla strada c'è vita, noi vediamo chi vive sulla strada, ci immaginiamo, ma che cosa fa questo qui tutto il giorno? Fa la vita che facciamo anche noi, fa la vita, gioca, si diverte, si annoia, si incazza, fa tutto quello che facciamo anche tutti quanti noi, chiaramente in una modalità diversa, però la strada offre anche tante opportunità, per cui sulla strada, ripeto, non si muore di fame. La persona, ora chiaramente questo non vuol dire che uno ha chissà quale benessere, è chiaro che vive una situazione di disagio, ma non è il problema principale di chi vive sulla strada. Noi diciamo sempre, e Daniel su questo è bravissimo, perché è una sua esperienza che lui racconta personalmente, quando qualcuno ti chiede da mangiare e vedi che effettivamente è in uno stato di difficoltà, a me è capitato anche ieri qui a Vittorio Veneto, che mi fermasse un signore, uscivo dalla stazione, in maniera molto dignitosa, molto timida, mi sente non è che mi dai qualcosina, per cui lo porto al bar e gli compro un panino e ci scambiamo due parole. Però questo signore, un signore sulla quarantina, adesso senza stare lì. Comunque, l'esempio che dà sempre Daniel è, se un bambino ti chiede da mangiare, chiaramente perché probabilmente ha fame, però compragli da mangiare, ma l'importante non è il panino che gli stai dando, l'importante è che tu ti sieda a mangiarlo con lui, perché quello che lui ti sta chiedendo è una relazione umana. Sulla fame per cui non c'è fame di soldi o di necessità, ma fame di relazioni umane. Chi vive in queste situazioni di degrado, il problema principale è la dissociazione dal resto del mondo. È la mancanza di fiducia che ha il resto del mondo nei suoi confronti, l'indifferenza, l'invisibilità a cui è condannato. Per cui va bene dargli da mangiare se vuoi, però magari se qualcuno ti chiede e gli dai 50 centesimi, oltre a dargli 50 centesimi così, il gesto che può in qualche modo cambiare è che quei 50 centesimi siano accompagnati da un piccolo dialogo, da un come stai. Guarda, è importantissimo quando qualcuno ti chiede come stai, ti sta dimostrando in qualche modo un gesto di interesse nei tuoi confronti. La monetina buttata lì è del tipo, vabbè dai ti ho visto, su non rompermi le scatole, prendi questo e arrivederci. No? Il come stai, che è una cosa, noi quando i nostri operatori, quando intervengono sulle strade e sulle cose, non soltanto i nostri, lo so, chiunque fa educativa di strada, questa roba è pane quotidiano, la prima cosa che fai è salutare le persone. Quando entravi nei canali a visitare, a portare gli aiuti piuttosto che con gli assistenti sociali, chiedi permesso, perché stai andando a casa di qualcuno. Non è la casa come ce la immaginiamo noi, è un canale, però è casa sua. Vuol dire riconoscergli la dignità del posto dove vive. Ed è questo che mette in moto i cambiamenti. Non è l'aiuto sociale, non è il darti i soldi, mandarti a scuola, no, quelle vengono dopo, quelle è un altro percorso. All'inizio quello che ti cambia è riconoscere l'altro, dargli la dignità e stabilire una relazione. Una volta che hai stabilito una relazione, allora il percorso può andare avanti e le chance di successo possono essere alte. Poi possiamo ritornare su. Allora, ripeto, queste sono la strada che ha trovato Parada, poi ci sono 100.000 cose. Parada, come vi dicevo, è stata creata da un clown e per cui fa circo, avete visto Daniel, potevamo fare altro probabilmente, però abbiamo scelto di fare questo, perché il circo sociale però vi dicevo che ha delle caratteristiche che altre forme artistiche non hanno, soprattutto legate a quei fenomeni di marginalità, quei fenomeni di esclusione, tipo la strada. Allora, ho accennato prima al discorso del tempo, perché il discorso del tempo nell'intervento sociale su questo tipo di fenomeni è fondamentale, è uno degli elementi principali di intervento. Prima intervieni, più alte sono le chance, ma chi vive sulla strada, chi vive queste situazioni di esclusioni, ha una visione particolare del tempo.
Sulla strada vivi giorno per giorno. La prospettiva temporale è dall'oggi al domani, arrivo a questa sera o a domani. Per questo molto spesso, no, quando andiamo lì con gli operatori, devi fare la scuola, devi riprendere il percorso scolastico, devi finire la scuola perché la scuola è importante, perché poi troverai un lavoro. A questo qui non gliene frega niente, perché la sua visione del tempo è da oggi a domani. Per finire la scuola, anche giù in Romania, come anche in Italia, esistono questi programmi compressi, no, in cui tu puoi fare le 8 classi nel giro di 3 o 4 anni. Ma 3 o 4 anni per chi vive sulla strada è un panorama temporale assolutamente non comprensibile. Lui vive dall'oggi al domani, per cui tu devi ragionare sull'oggi e il domani. Il circo sociale che cosa fa? Avete visto Parada, guardate, poi trovate tanto, poi vedremo anche degli altri video un po' quando finiamo questa slide. Abbiamo fatto tantissimi spettacoli, credetemi, i nostri ragazzi sono stati nei palcoscenici più importanti d'Europa, non sto parlando di livelli professionali, abbiamo incontrato 2 papi, abbiamo fatto spettacoli per 2 papi, siamo stati alle più grandi trasmissioni televisive italiane, francesi, romene, eccetera. Abbiamo fatto tournée in Cambogia, in Palestina, in Sud America, dovevamo pensare andare alle Nazioni Unite a fare uno spettacolo per il decennale della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia. Dopodiché un signore dall'altra parte del mondo decise di far saltare le torri gemelle e noi non riuscimmo ad andare a New York per colpa di Bin Laden. Sembra però è vero. Milud e i nostri colleghi erano già a New York, stavano preparando l'arrivo dei nostri ragazzi, avrebbero dovuto fare i ragazzi uno spettacolo per le Nazioni Unite. Quel signore decise che no, Parada non deve andare a New York. Comunque, questo è. Allora, vi dicevo, no scusa, sono andato avanti con le caratteristiche del circo sociale. Il circo sociale ha questa cosa qua, perlomeno così come l'abbiamo utilizzato noi, ma io non sono abituato al microfono qua, come siamo abituati noi. Ripeto, la questione del tempo. A noi inizialmente, in genere, non ci interessa la qualità dello spettacolo. Ho fatto una fesseria col microfono, lo so. Ecco, lo sapevo. In sé, la qualità dello spettacolo viene dopo. Quando facciamo uno spettacolo e quando facciamo uno spettacolo per il pubblico, sì, allora sì. La gente deve venire ad applaudirci perché ha visto un bello spettacolo, non perché siamo gli sfigati di strada che in qualche modo hanno fatto 4 fesserie. Dobbiamo avere la dignità, perché questo vuol dire acquistare fiducia in se stessi. Però il circo sociale che cosa fa? Il circo che cosa ci permette? Se il ragazzino realisticamente, perché adesso quello che fa Daniel chiaramente sono cose molto elaborate, ha fatto le scuole di circo, anche alcune prestigiose, no? La Paolo Grassi, eccetera, ha collaborato col Cirque du Soleil, eccetera, eccetera. Imparare a giocherellare con 3 palline non è che ci sia un grosso sforzo, se uno ci si mette nel giro di un giorno o 2 riesce a farlo, se ci mette un po' di impegno. Scusatemi, bevo perché sto anche smettendo di fumare, devo bere tanta acqua. È una cosa che impari realisticamente in un tempo molto ridotto, non c'è bisogno di avere grandi competenze. Questo a noi ci permetteva di, se sai giocherellare con 3 palline, ti mettiamo all'interno dello spettacolo. Chiaramente non puoi avere la pretesa di avere il ruolo principale sulla scena, però in qualche modo ti permette di partecipare anche tu. E sempre sbaglio io le slide. Perché era importante salire? Perché noi facevamo e facciamo tuttora, quello che facciamo anche a Milano adesso nelle periferie, no? I laboratori di circo. Ma è chiaro che una persona che viene sempre a fare gli allenamenti di circo, ad un certo punto, se non vede il risultato della cosa, si rompe le scatole, per cui tutti i giorni a fare le ripetizioni. Come anche andare, io lo vedo mio figlio, no? Che quando faceva gli allenamenti, adesso di vari sport, a pallamano, sì, però facciamo solo gli allenamenti, non giochiamo mai. Per poi l'obiettivo, soprattutto in questa fase della vita, è quello di sentire il risultato di quello che fai, perché se no dici ok, mi alleno tutti i giorni, mi chiedete di venire al centro diurno a fare gli allenamenti di circo, però mi sono rotto le scatole di far girare sempre queste palline. Per cui deve sentire il risultato del lavoro che fai e lo deve sentire, legando al discorso del tempo che dicevo prima, lo devi sentire immediatamente. Allora, il fatto di salire sul palcoscenico gli permette di avere un risultato sulle cose che ha fatto
E guardate che salire sul palcoscenico è il punto di svolta nella relazione che la persona ha con se stesso. Noi l'abbiamo visto con i nostri ragazzi. Il cambiamento vero, e come dire, il click che scattava non era nel partecipare tutti i giorni agli allenamenti di parada a condizione che si facesse anche la scuola e che forse andremo in tournée all'estero. No, il cambiamento vero è nel momento in cui tu sali sul palcoscenico, perché nel momento in cui tu sali sul palcoscenico non sei più il ragazzino sfigato che sniffa la colla e che chiede l'elemosina così e tutti quanti ti guardano come il povero sfigato. Sei la persona che offre, non sei più quello che chiede. Sei la persona che dona qualcosa a qualcun altro e che non aspetta di ricevere dall'altro. Sei tu non sei più l'oggetto, ma sei il soggetto dell'azione, sei il protagonista della cosa. E guardate che cosa questi buzzurri di parada, che cosa fanno per... non possiamo farsi sentire la musica, sarebbe la musica è perfetta. Sì, giusto, fai anche scorrere velocemente, giusto fargli vedere delle cose. Sto parlando troppo, ci sto... Ecco, questi sono altri due dei nostri ragazzi che vengono dal ghetto più fetido di Bucarest, dal ghetto più fetido d'Europa. Lo potete trovare su internet, se digitate strada Livesilor, trovate delle immagini agghiaccianti. Sono due ragazzini che vengono da questo tipo di contesto. Qui siamo da Next Star Romania, una sorta di Italian Got Talent, una cosa di questo genere, sono queste trasmissioni che vanno. Ripeto, sono due fratelli non biologici, nel senso, contesti familiari abbastanza particolari e complicati. Però questi sono due fratellini che fanno questo, ed è su questo palcoscenico che loro cambiano. Quei folli di parada, come altri, non solo li hanno fatti salire sul palcoscenico, ma gli hanno pure creato i costumi e acceso le luci. Per cui quello che prima era assolutamente invisibile, non lo vedeva nessuno, oggi te lo devi vedere perché è sulla televisione. E c'hanno i costumi che sono fatti da noi, le musiche non le facciamo noi, le rubiamo da internet, però cerchiamo, immaginatevi per questi due ragazzini che cosa ha voluto dire, loro che erano gli sfigati fino all'anno e mezzo prima, partecipare ad una trasmissione, poi chiaro, ripeto, non siamo degli artisti professionisti per cui ci stanno i nostri errori, però immaginatevi che cosa ha voluto dire per loro in termini di recupero dell'autostima, di visione che hanno di se stessi, il fatto di aver partecipato a questo. E sono bravi, tutti e due. Ionuz e Leo. Ionuz è quello più alto, Leo è quello più piccolino. Con la musica sarebbe un effetto straordinario, però facciamo finta di niente, dai Federico, va bene. È un problema di copyright, per cui va bene. Ritorno un po' sulle slide. Per cui appunto, Madonna Franco sempre... Per cui è il palcoscenico, no, che crea la differenza. Il cambiamento di status avviene nel momento in cui tu cambi il tuo ruolo, non sono più lo sfigato ma sono quello che fa. Noi abbiamo utilizzato anche il circo, l'arte, nel senso che, e qui entriamo su un altro capitolo del nostro intervento. Ora è chiaro che chi vive sulla strada ha 100.000 problemi, l'uso delle sostanze è alla base, tutti quelli che vivono sulla strada in qualche modo, perlomeno in Romania, ma anche qui in Italia, credo molto spesso fanno uso di sostanze, hanno una vita di un certo tipo, eccetera, eccetera, eccetera. In qualche modo, come dicevo, la strada poi ti mangia le risorse e diventa una prigione, per cui dal più dotato che eri diventi quasi un homeless, no? Allora, quando noi arrivano i ragazzi o quando interveniamo sulla strada, molto spesso si dice no, però per fare questo devi smettere di farti, non devi sniffare, non devi fumare, non devi calarti le pastiglie, questo, quello e quell'altro.
Questo per noi non è importante, nel senso che lo strumento dell'arte ti permette di dire guarda, tu sei questo, in questo momento vuoi fare questo e va benissimo, io però ti costruisco un'alternativa, per cui costruiamo sul personaggio. Il personaggio e le prime fasi in cui, ragazzi, guardate, abbiamo avuto di quelle situazioni in Italia, nelle prime tournée che facevamo, che veramente ci avrebbero quasi messo in galera. Una volta eravamo in Piazza del Duomo a Milano, dovevamo avere un incontro con il Comune di Milano e a un certo punto un gran casino in Piazza del Duomo, grida, eccetera, eccetera. E chi erano? Erano i nostri ragazzi, due, Mihai Ziganu che era completamente nudo, strafatto, non so dove avesse trovato da fumare qui, però aveva fatto un cinema in Piazza del Duomo incredibile. Comunque, noi non negavamo questa cosa qua, ti diciamo ok, cioè sei questo, però attenzione, in questo momento tu hai questo tipo di atteggiamenti, di comportamenti, però attenzione, possiamo diventare altro, possiamo costruirti altro. Il personaggio che ti costruiamo attraverso l'arte è quello che ti permette di avere una visione esterna di te stesso e che ti permette di vedere, dici ok, io sono quello, però guarda che posso fare anche questo, per cui giochi sempre tra la persona e il personaggio, aiuti l'altro, il ragazzo a costruirsi il suo percorso, che è un po' quello che ci interessa, perché se il cambiamento non è vissuto e la persona non si sente padrona del suo cambiamento, molto probabilmente quel cambiamento sarà solo un cambiamento temporaneo, perché lui lo vive come imposto dall'esterno, non si sente il soggetto, il padrone di se stesso, che è molto importante, soprattutto nella fase di sviluppo. Io lo vedo con mio figlio, insomma, se non si sente che è lui l'attore di questo suo percorso, non farà niente. Io posso anche dire, guarda Yanis, per te è meglio andare a fare questo, quello e quell'altro, per me è meglio, ma lui se non lo sente come suo percorso non farà niente perché quel percorso vada bene, ha bisogno che sia lui l'attore. Sbaglia, va benissimo, però ha bisogno di sentire essere il padrone dei propri errori. E qui entriamo un attimo sulla fase della chiusura del mio intervento, perché, scusatemi, io quando poi parlo non mi fermo più. E parto però dalla fine, dalla slide in mezzo, perché noi diciamo che non esistono bambini di strada, ma esistono solo bambini dimenticati in strada dagli adulti, e questi adulti siamo noi. Diciamo questo perché ci siamo resi conto che i bambini di strada di Bucarest, così come quelli con cui ho lavorato in Nepal, piuttosto che in Somalia, in Palestina, eccetera, non è che il marciapiede si sia accoppiato con la strada e lì è nato un bambino. No, quei bambini sono stati fatti da un uomo ed una donna fisici, da adulti. Non sono bambini di strada, per questo diciamo sono bambini dimenticati sulla strada, perché sono bambini che sono arrivati sulla strada all'interno di una società che gli adulti hanno costruito. E quando diciamo non c'è un'emergenza bambini, ma un'emergenza adulti, qualche anno fa mi capitò di partecipare ad un convegno dei pediatri italiani a Siracusa, ad Ortigia, che tra l'altro è un posto meraviglioso, la prima volta ci andavo, l'isola di Ortigia è bellissima. A un certo punto, l'ultimo giorno, intervenne anche il capo della polizia stradale di Siracusa e disse una frase che mi colpì. Dice, lui aveva questi grossi problemi con i genitori che andavano a protestare perché la polizia stradale aveva ritirato la patente di guida ai propri figli. E lui gli rispondeva dicendo, signore, lei preferisce avere una patente, un figlio senza patente o una patente senza figlio? Questo per dirgli che, attenzione, se sto ritirando la patente è perché c'è un motivo, perché sto proteggendo tuo figlio. Dall'altra parte però il problema qual era? Non era il ragazzino, il figlio rimasto senza patente, dall'altra parte il problema era il genitore, era l'adulto. Quando voi avete chiamato questo convegno, questo mi è piaciuto tantissimo, educhiamoci, cioè educhiamoci a partire da noi, perché questo mondo è un mondo che gestiamo noi come adulti e quando ci dicono c'è un problema bambini, un'emergenza infanzia, io adesso sto leggendo in questi giorni, seguo comunque quello che succede in Italia, oramai, come ne parlavamo stamattina con Marco in macchina, no? Ogni giorno i giornali sono pieni di ieri accoltellamenti davanti al liceo, questo, risse tra giovani, cose, eccetera, eccetera. Sembra quasi che
sia effettivamente il Far West, ma questo mondo, questa emergenza qui, l'abbiamo costruita noi come adulti. Loro sono i ragazzi, i giovani, sono quelli che in qualche modo devono agire all'interno di questo contesto e agiscono con le modalità che ognuno ha. Allora, quando diciamo educhiamoci, effettivamente dobbiamo vedere le cose, educhiamoci tutti insieme. Io lo vedo anche in un altro contesto di cui Marco citava, poi veramente chiudo, ragazzi. Tu parlavi prima dell'altra associazione che si occupa di sviluppo comunitario, l'associazione Appel. Lì interveniamo in zone rurali in Romania, in un villaggio veramente sfigatissimo, comunità rom isolate, vivendo nei boschi, eccetera, eccetera. È stata fatta una scuola smart perché c'è un sindaco visionario. Il grosso problema che si sta ponendo è il fatto che i bambini a scuola non ci vanno, ma non perché i bambini non ci vogliono andare, perché qualsiasi bambino di questo mondo vorrebbe andare in una scuola dove ti danno il tablet e vedere anche lui quello che vedono tutti gli altri bambini del mondo. Il problema è che i genitori non capiscono qual è il senso del mandare il figlio a scuola in un contesto di questo genere. Per cui quando diciamo appunto educhiamoci, vuol dire educhiamoci tutti quanti come comunità, come collettivo, però ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, noi adulti per primi, perché poi se no è troppo facile non scaricare sulla crisi adolescenziale i problemi degli adolescenti. No, attenzione, cominciamo a vedere che i problemi degli adolescenti innanzitutto sono i nostri problemi. Chiudo dicendo un'altra cosa, l'ultima, ed è, poi lasciamo lo spazio. Franco, ti sei perso, dove sono finite le slide? L'ultima. Quando diciamo il fenomeno dei bambini di strada non è un fenomeno, allora io ho iniziato dicendo è un fenomeno urbano legato ai paesi di transizione, perché questo è, i bambini di strada non li trovavamo nei paesi più poveri del mondo, i bambini di strada più conosciuti, i Meninos de Rua, eccetera, eccetera, sono nei paesi che non sono i più poveri. Il Brasile non è certo uno dei paesi più poveri del mondo, così come i bambini di Nairobi. Il Kenya non è uno dei paesi più poveri dell'Africa, anzi è uno di quelli più dinamici. Sono fenomeni che si creano nel momento in cui, come dicevo all'inizio, un sistema sociale si rompe. In mancanza di costruzione di un altro nascono questo tipo di fenomeni, per cui è il processo di transizione che crea, così come per esempio, una piccola parentesi, parlavamo con Marco anche questa mattina, Bucarest è una città assolutamente safe, a Bucarest tu giri per le strade, ci sono i negozi aperti 24 ore su 24 e magari alle 5 del mattino c'è una signora di 60 anni che ti vende i prodotti, cosa che a Milano l'avrebbero rapinata 10 volte nel giro di mezz'ora. E però paradossalmente per anni i romeni in Italia sono stati come dire, identificati come dei criminali, come dei ladri, eccetera, eccetera, cosa che invece nel paese non succede, per tanti motivi, forse la certezza della pena, come vuol dire qualcuno, eccetera, eccetera. Però il vero motivo è che è il processo migratorio di transizione che ti spinge verso quel tipo di atteggiamenti, per tutta una serie di ragioni. Però quello che voglio puntare è il fatto che è la transizione, è il cambiamento che crea questo tipo di dinamiche di alti e bassi. Il fenomeno bambini di strada, il fenomeno giovani di strada è un fenomeno che per tutta una serie di ragioni sta diventando un fenomeno globalizzato. Attenzione, la Caritas a Milano parla di 500 minori sulle strade, poi si può dire che sono minori stranieri, minori non accompagnati, questo per chi fa l'operatore sociale ha pochissima importanza. L'importante è che c'è un minore che in qualche modo vive sulla strada lontano da relazioni positive con gli adulti. Grazie mille, mi fermo perché credo di avervi già stesi. Grazie Franco Lisio, veramente un intervento che ci ha toccati molto e ha sollecitato anche le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci sono molti commenti di apprezzamento per quello che ci hai raccontato. Per adesso ti riporto solamente il commento di una persona che esprime proprio stima anche nei tuoi confronti come operatore. Lascio la parola per un primo commento alla dottoressa Cavallini o una domanda a Franco Aloisio, prego. Intanto grazie della tua testimonianza molto ricca. La strada alle volte per noi può sembrare lontana e invece è qualcosa che dovremmo veramente osservare di più, osservare e non vedere, cioè
dare visibilità a queste persone, cercando anche di dare loro una relazione. Io vorrei riportarmi un po' a quella che è la funzione della scuola, no? E dell'educare a scuola. Noi sappiamo che c'è un bel fenomeno di dispersione scolastica e quindi mi interrogo sul come i nostri docenti possano lavorare di più sulla relazione con i ragazzi e sul dare fiducia agli studenti in maniera che possano, attraverso questa relazione, scoprire le loro potenzialità e le loro opportunità di crescita, in maniera che vedano il tempo come un qualche cosa di importante per la loro costruzione della persona e per il loro futuro. Ecco, e quindi ti chiedo come formare i docenti a questa attenzione alla relazione e alla crescita dei loro studenti. È una domanda un po' ampia, però credo che la tua esperienza ci possa aiutare. Wow. Devo rispondere anche. Se vuoi. No, sono un po', sinceramente non ho molta esperienza di interventi nelle scuole, nelle cose, anche perché purtroppo noi ci siamo sempre occupati di fenomeni che sono un po', posso parlare un po' ecco, del rapporto che ci può essere, che abbiamo noi come operatori con la nostra utenza, no? Sicuramente, che poi non so se possa essere riportato in un contesto scolastico o che... Sicuramente ciò che abbiamo visto che è importante appunto è questo rapporto di riconoscimento reciproco, di riconoscere l'altro come una persona che ha in qualche modo le sue caratteristiche, la sua dignità, però su un piano in qualche modo di reciprocità. Molto spesso abbiamo avuto scontri con i nostri ragazzi, immaginatevi nel percorso quotidiano ci stanno le relazioni affettive, di sostegno eccetera, ma ci sono anche parecchi confronti. Il confronto per esempio ci siamo resi conto che non avveniva mai sulla strada, ma avveniva laddove chiedevamo il cambiamento. Tutti i nostri operatori di strada non hanno mai avuto problemi di aggressioni o di che sulla strada, perché quando vai sulla strada ti adatti a quelle che sono le regole di strada e nel momento in cui noi chiediamo il cambiamento, per cui il centro diurno dove ci sono tutta una serie di attività regolate, più salivi il livello elevato dei servizi, l'inserimento scolastico, professionale, eccetera, più aumentava il livello di conflittualità, perché lì stiamo chiedendo alla persona, non so se sto rispondendo alla sua domanda, più chiedevi alla persona di cambiare, più aumentava la conflittualità, perché tu stai chiedendo un cambiamento in quel momento. Quando io invece arrivo, rispetto le tue regole, quelle della strada, eccetera, va tutto quanto bene. Ci adattiamo su questo e va bene, quello che chiamiamo intervento di bassa soglia, no? Più l'intervento diventa di alta soglia e allora lì bisogna avere la capacità di gestire la cosa, non avere paura del conflitto. Se c'è una relazione, ci siamo resi conto che nel momento in cui la persona sente che c'è una relazione e un rispetto reciproco, è anche disposto ad accettare il conflitto e gestisce il conflitto in una maniera diversa. Poi credo, adesso formule chiaramente nell'intervento sociale non esistono, cioè ogni persona è diversa dall'altra, ognuno di noi ha le sue caratteristiche, anche noi come operatori abbiamo tanti di quei difetti, di quelle fragilità, di quelle che bisogna tranquillamente anche riconoscere, no? Così come dobbiamo riconoscere quelle degli altri. Io credo che forse il punto chiave, perlomeno nel nostro lavoro, è sempre stata la relazione. È su quello che si giocano le cose, non è sul risultato, è però sul costruire una relazione. Se la relazione è solida ed è positiva, allora si può lavorare, poi ognuno è libero di fare le proprie scelte e anche se una persona fa delle scelte che noi non condividiamo, l'importante è che sia consapevole delle scelte che ha fatto. Se c'è consapevolezza allora va bene, se uno decide che a me della scuola me ne frega niente perché va bene, la tua vita ha il diritto di fare. L'importante chiaramente ragazzi però è, questo lo dico sempre a mio figlio, nel momento in cui facciamo delle scelte facciamo attenzione, come diceva Giovannotti in una delle sue canzoni, è brutto quando sbagli non poter tornare indietro, diceva in una sua canzone. Attenzione però a non fare quelle scelte da cui non è più possibile tornare indietro.
Questo lo diciamo per esempio negli interventi che facciamo sull'uso delle sostanze. Io adesso non voglio aprire questo tema, non è il termine di oggi, eccetera, però attenzione, perché ci sono delle sostanze da cui poi non si può più tornare indietro. E noi abbiamo visto ragazzini bruciarsi per tutta una serie di assunzioni di cose sintetiche, eccetera, eccetera, nel giro di 3 mesi bruciarsi completamente il cervello. Perché non si sa che cosa circola, ti bruci i neuroni e una volta che i neuroni sono bruciati, arrivederci. Sei rimasto disabile psichico tutta la vita. Per cui attenzione, facciamo le scelte, ma attenzione a non fare mai la scelta da cui non si può ritornare. Un po' questo, non so se ho... Grazie. Grazie Franco, grazie alla dottoressa, perché fra l'altro ha agganciato un tema che sta sollecitando le persone che ci seguono da casa, e quindi cosa possiamo fare noi anche nei nostri contesti, magari differenti da quelli che hai illustrato tu, per agganciare i ragazzi. Per esempio Franca, insegnante di scuola media, chiede, abbiamo parlato anche in questi giorni dei gruppi di ragazzi, anche della nostra città, che si ritrovano intere giornate senza fare nulla, a fumare, magari a bere, purtroppo a volte a fare degli atti illegali. Cosa dire a questi ragazzi, come agganciarli e come dare loro riconoscimento è una domanda che si associa a quella della dottoressa a cui hai risposto, ma se vuoi aggiungere ti lascio ancora uno spazio prima di dare la parola anche ai ragazzi. Personalmente, anche rispondendo a questa domanda, quello che dicevamo prima, siamo in una fase, ne parlavamo anche questa mattina in macchina, no? Anche per noi diciamo professionisti dell'educazione, dell'intervento, eccetera, eccetera, ci stiamo rendendo conto adesso, dopo 5 anni, 4, che effettivamente il Covid sta avendo degli effetti di cambiamento che neanche avevamo previsto, forse molto più complicati e più complessi di quelli che ci eravamo immaginati in quella fase lì. Si sta spingendo un po' tutti quanti in una direzione un po' di disorientamento di cose, non riusciamo più a capire che cosa sta succedendo. Vanno ripensate, più che immaginarsi delle risposte specifiche, cosa possiamo fare. Credo, dal mio punto di vista, ripeto, piccolo operatore di strada, che sia come una cosa, forse dobbiamo ripensare la società nel suo insieme, perché delle risposte, se i cambiamenti che stanno avvenendo sono così grossi, pensare di poter dare delle risposte piccole che non prendano in considerazione la visione globale della società, non so se ne usciamo. Sì, magari come spesso facciamo noi operatori sociali, tappiamo dei buchi, però non risolviamo il problema, stiamo solo offrendo dei palliativi, ma il problema sembra una macchina che non riusciamo a fermare, per cui magari se riuscissimo tutti quanti a fermarci un attimo tutti insieme e riflettere in maniera un po' più generale sui modelli che stiamo trasmettendo e su cui stiamo andando, forse può aiutare, ecco, un piccolo punto di vista mio. Nel frattempo ho recuperato il complimento che era arrivato prima da Facebook: che grande persona, con 3 punti esclamativi, complimenti per il tuo modo di essere, sei un modello di vita. No, questa responsabilità con la non ti vogliamo dare la responsabilità, grazie, ma farti raggiungere dall'affetto che stai suscitando. No, non voglio sentirmi responsabile della vita di nessuno. No, però mi fa piacere che anche a casa arrivi l'umanità che stai trasmettendo, che qui in sala si coglie molto bene. Allora adesso è il momento delle domande dei ragazzi che si sono preparati con i loro insegnanti, quindi ringraziamo anche i docenti che hanno fatto questo lavoro prima dell'incontro, lo apprezziamo moltissimo, e quindi chiediamo alla regia di dare voce alle ragazze dell'ENAIP che leggono quanto hanno preparato per dialogare con te. Com'è stato l'impatto con questa realtà? Brevemente, perché sennò poi io quando comincio a parlare non mi fermo più. Io venivo, come dicevo, ho iniziato a fare l'educatore a Milano per caso, dopodiché mi hanno proposto, dopo qualche anno, di andare a Kathmandu a gestire un progetto sui bambini in strada. Chiaramente se a 25-26 anni qualcuno ti propone di andare a Kathmandu a gestire un progetto, Kathmandu in Nepal, un posto meraviglioso, chiaramente ci vai, perché sarebbe stupido non andarci. Avevo fatto vari altri giri e rientravo dai paesi del Medio Oriente, insomma lavoravamo in un contesto fondamentalismo musulmano, e io non ho niente, per carità non voglio entrare nelle considerazioni di questo tipo, però in un contesto che per me come europeo, io lo dico, parto da me come persona,
sono una persona che magari dopo che hai finito di lavorare 10 ore ti va di andare a berti una birra, ecco, in alcuni contesti, perché culturalmente non è fattibile, ripeto, non sto a giudicare, non faceva per me. Mi propongono Bucarest per starci 3 mesi, mi avevano proprio detto no, io ragazzi dico voglio tornare a Milano, dopo un po' di anni in giro vorrei stare lì. Mi propongono Bucarest con la cosa di dire no, andiamo, facciamo uno studio di fattibilità su Parada dopo lo spettacolo famoso di Bassano del Grappa per vedere di mettere un progetto in piedi e insomma, fatto sta che scrivo questo progetto, viene approvato e per cui mi mandano ancora lì per 6 mesi, giuro 6 mesi, Franco, solo 6 mesi per fare lo start-up del progetto, poi alla fine 6 mesi sono diventati 25 anni. Qual è stato l'impatto? Bucarest ai tempi, io parlo sempre dal mio punto di vista, per me, a parte appunto venivo da contesti un po' più complicati, diversi da me, per cui era stata un po' una sorta di liberazione. Bucarest ai tempi era una città fantastica come è tuttora, io vi invito a visitarla, purtroppo la Romania, come diciamo, soffre di un gap di immagine all'estero, ma è veramente un bel paese, una popolazione come dappertutto, ci sono quelli buoni, quelli simpatici, quelli come tutti i paesi del mondo. Bucarest ai tempi era veramente una città in transizione, era la porta tra l'Occidente e l'Oriente. Bucarest, immaginati Istanbul, non so se avete presente l'immagine, un gran bazar, c'era mercato di strada dovunque, tutta questa vita informale che era molto orientale, poi per uno che veniva da Milano, la città borghese per eccellenza, no? della finanza, delle cose, era un po' E per cui era una città molto viva, poi un paese che usciva, una popolazione che usciva da 40 anni di regime molto molto opprimente, perché insomma, adesso non abbiamo il tempo le cose, però gli hanno fatto un culo così, scusatemi l'espressione, rumeni sotto il regime di Ceausescu, per cui era una popolazione che era piena di entusiasmo e già questo è stato un impatto bellissimo con la città. E poi quello che mi ha colpito tanto, l'impatto era effettivamente, insomma, di disagio ne ho visto nella mia vita, da quando ho iniziato a Milano, poi nei vari paesi, però quello che colpiva del fenomeno dei bambini dei canali di Bucarest è il fatto di, effettivamente, credimi, di vederli uscire dai tombini, che non avevo mai visto una situazione del genere. Il disagio che lo vedevi, le baraccopoli, i centri, le famiglie estremamente povere, cioè, però vedere uscire un bambino da un tombino effettivamente è una roba che ti lascia... Cioè, noi in genere sottoterra ci vivono i topi, vivere sottoterra per noi comunque è un'eccezione negativa, i topi, le cose ci vai quando muori o che. Vedere che da sottoterra spuntavano i bambini, poi ne esce uno, ne escono 2, ne escono 3, ne escono 5, ne escono 10, wow. Per cui anche dal punto di vista professionale è stata una botta, però dal punto di vista professionale è anche stata una, come dire, una motivazione forte, è stato bello, devo dire, bello e brutto chiaramente nella drammaticità della cosa, mi ha dato molto, io credo di io come tanti operatori sociali, lasciate stare poi quello che dicono, di fatto sono i nostri utenti che ci arricchiscono, non siamo noi che arricchiamo loro, dobbiamo ringraziare gli utenti, molto spesso i ragazzi ce lo dicono quando sono incazzati, dicono perché voi vivete sulle nostre spalle, da una parte c'hanno ragione, perché noi siamo tutti, io sono stipendiato, non faccio il volontario, una persona pagata perché faccio un lavoro e spesso i ragazzi te lo rinfacciano, però se non ci fossi io tu non avresti lo stipendio. In parte c'è ragione, in parte c'è ragione. Cosa l'ha spinta a fare questa scelta di vita? Come hanno reagito le persone a lei vicine? Allora, come ti dicevo, è stato, come diceva prima la dottoressa, è stata una casualità. Io rientravo dall'Inghilterra, ero arrivato a Londra perché avevo fatto il liceo turistico e purtroppo un po' perché non è che fossi proprio uno studente modello, diciamoci la verità, non è che però avessi imparato molto di inglese alla scuola, si sapevo l'inglese di base, però per cui decisi di andare a Londra qualche mese facendo una scuola di inglese, lavorando lì eccetera eccetera. Mi ha spinto l'opportunità. Prima io ho fatto il liceo, il Bertarelli era serale, ho fatto una scuola serale e avevo lavorato tanti anni nelle costruzioni, facevo il muratore, il manovale di fatto. Rientrato da Londra, l'alternativa potevo tranquillamente riprendere a fare il mio lavoro, però visto che avevo già iniziato un percorso di militanza sociale eccetera eccetera,
pensavo fosse il momento di dedicarmi a fare qualcosa di più, che io consideravo ai tempi come dire, più interessante, ecco, per cui questa proposta che arrivò per caso di fare l'educatore con questo ragazzino l'ho presa al volo, ecco. E gli altri, come l'ho presa io, poi ti dico, primo, oggi ad una certa età, dopo 30 anni di cosa sociale, ti dico che ogni tanto dal punto di vista economico direi forse se avessi continuato a fare il muratore, visto che lavoravo anche in proprio, sarebbe stato molto meglio, perché poi diciamocelo chiaramente, le professioni sociali non è che siano, come anche quelle educative purtroppo, non è che siano molto valorizzate dal punto di vista economico. E infatti ogni tanto mia mamma me lo diceva: ma chi te l'ha fatto fare di andare a fare l'educatore, visto che avevi il tuo piccolo business nella ristrutturazione dei bagni e delle cucine, lavoravo con vari amministratori a Milano, insomma dal punto di vista economico. Dice: ma chi te lo fa fare? E così mi hanno preso, poi però chiaramente le scelte le fai basandoti su altre cose, ecco. Però sappiate che se volete fare il lavoro sociale ci vuole molta passione, no, vabbè, taccio. Vocazione, ecco. Quali sono stati gli ostacoli più difficili da superare all'inizio? Gli ostacoli più difficili da superare all'inizio? Beh, da una parte l'ostacolo più difficile è stato il rapporto a me stesso, perché anch'io partivo come tutti, come spesso partiamo, con l'idea che vado a salvare il mondo, che io so che cosa è giusto per te. E i fallimenti su questo aiutano tanto. Il fallimento ti aiuta a capire che forse bisogna rimettersi in discussione quotidianamente, no? Perché sennò uno parte con l'idea, perché sennò poi dai sempre la colpa agli altri, ed è un atteggiamento molto comune, credo io, no? Quello sempre di responsabilizzare l'altro per tutto quello che succede. E invece la provocazione più grande è quando ti devi cominciare a rendere conto che le relazioni sono tra persone, e per cui se succede qualcosa non è mai la responsabilità solo di qualcuno, ma è sempre una responsabilità condivisa. Per cui la grossa, come dire, provocazione è quella di effettivamente riuscire sempre a metterti in discussione, che non è facile, non è facile, perché spesso mettersi in discussione vuol dire anche un po' dover rinunciare alla tua autostima, alla visione che tu hai di te stesso, che però, ripeto, le relazioni sono sempre condivise. Quella è una grossa provocazione, per me è stato perlomeno, tenendo conto che appunto io non venivo da una formazione di operatore sociale, mi sono imbattuto per caso, per occasione. Ha mai pensato di lasciar perdere la strada intrapresa in Romania? Sì, tante volte. Sì, tante volte, nel senso che poi, ripeto, poi ognuno di noi è una persona umana, no? Per cui ognuno ha poi una sua vita, un suo percorso, si immagina, fa delle proiezioni. Tu sei una persona come tutti quanti gli altri, no? Con un suo vissuto interiore, con le varie cose. Molto spesso hai anche detto, forse questo percorso si è chiuso, è il caso di cominciarne un altro. È sempre una rimessa in discussione, ecco. Dopodiché invece c'è anche la motivazione che ti viene appunto dalle relazioni, dai rapporti che hai costruito. E allora noi, per esempio, noi all'interno della fondazione delle cose, il rapporto che abbiamo con i ragazzi è anche molto amicale, tutti hanno i numeri di telefono di tutti. È chiaro che poi a un certo punto devi mettere anche dei limiti, perché sennò non c'è più una vita personale, no? Però è quel tipo di cose. Poi oramai sto anche sviluppando altro, nel senso che lui lo sa, ho aperto anche una piccola pensione guest house, 3 mesi l'anno mi ritiro in un villaggetto perduto in Transilvania, e lì è un mio percorso personale. Però sì, è capitato spesso. Lasciare la Romania come paese? No, non lo so, in questo momento non è il più bel paese del mondo, non è il più brutto, è un paese ok, è in Europa, dove mi sento, io sono contento di essere nato in Europa, mi sento europeo. La Romania, ripeto, è un posto, perché no? Un paese vale l'altro alla fine, poi non... Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate oggi, dopo quasi 30 anni di Parada?
Le difficoltà che incontriamo oggi è un po' come quello anche si diceva, che dicevano i colleghi, i professori, eccetera, è capire di come adattarci ad un nuovo contesto, a dei fenomeni che sono assolutamente nuovi, perché forse da una parte il Covid, forse perché ci sono tutta una serie di processi che noi per tutta una serie di ragioni non riusciamo più a seguire nel lavoro che facciamo, no? I cambiamenti culturali, la velocità dei cambiamenti culturali, la scarsa capacità che abbiamo di influenzare, per esempio, lo vedo, ripeto, qui parlo dell'esperienza di mio figlio, la poca esperienza che abbiamo di influenzare i processi che lui sta vivendo, per cui per esempio banalmente i TikTok, le cose eccetera eccetera, io sento che abbiamo poca capacità di incidere su questo, per questo forse bisogna riprendere un po' una visione, un ragionamento generale sulla società nel suo insieme. E una delle grosse difficoltà che stiamo avendo, questo come operatori, è l'approccio alle nuove sostanze che circolano. Questo ci sta mettendo, dal punto di vista proprio dell'intervento di recupero e di prevenzione, ci sta mettendo in grossa difficoltà. Molto banalmente, noi eravamo abituati ad una serie di sostanze classiche, no? L'eroina, il fumo, l'erba, le pastiglie, queste robe qua, le metanfetamine, eccetera, 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 dove banalmente se la persona è in overdose, lo porti in ospedale, il medico sa cosa fare, una fiala di Narvan, 45 minuti, un'ora, la persona torna lucida, in qualche modo ci puoi lavorare, con la colla lo stesso, il fumo, le cose, eccetera. Oggi non sappiamo più con che cosa stiamo avendo a che fare e questo ci mette in grossa difficoltà, nel senso che anche se tu vuoi in qualche modo intervenire non sai su che cosa stai intervenendo e per cui davvero hai ragazzini che nel giro di qualche mese sono completamente bruciati e quando ne hai uno è un conto, ma quando cominci ad avere 10, 20, 30, 100 allora diventa un grosso problema. E su questo veramente, mi dico, non sappiamo che cosa fare. Anche lei ha vissuto la vita dei ragazzi, come fa il protagonista del docufilm che abbiamo visto? Voi avete visto Paradà, giusto? Sì, sì. Ah, quello, più che condividere, no, siamo andati, poi guarda, abbiamo avuto all'interno della fondazione, così come spesso succede nelle organizzazioni, no? Immaginatevi che le organizzazioni sono dei fenomeni complessi in cui ognuno, ripeto, ha il suo approccio individuale come operatore, eccetera. Abbiamo avuto all'interno di Parada due grossi filoni, diciamo. Uno che era più con i ragazzi bisogna condividere tutto, per cui c'erano colleghi che andavano giù nei canali e stavano giù, c'erano altri colleghi che invece dicevano no, noi dobbiamo in qualche modo fare andare giù nel canale, vuol dire riconoscere il canale come luogo di esistenza, come casa. Invece noi dobbiamo mandare, questo era un altro dei due filoni di pensiero, quell'approccio invece diceva noi dobbiamo portare i ragazzi per fare le discussioni con gli assistenti sociali, dare il cibo, eccetera, eccetera, dobbiamo farli uscire dal canale, perché dobbiamo mandargli il messaggio che non è normale vivere in quel contesto. Io non credo sia, tutti e due gli approcci hanno delle parti positive e delle parti negative, credo che un po' il discorso è costruire relazione, quello che dicevo all'inizio, per cui condividere la vita se vuoi, l'importante poi su quella condivisione diventa non un appiattimento, un riconoscimento, ma un costruire una relazione, così come anche l'altro approccio. Per cui nei canali ci vai, ci sono le volte in cui ci sei andato e ci sono le volte in cui invece magari hai detto no, sei tu che devi venire fuori. Non c'è una risposta univoca, ecco. E come vi ha accolto la gente di Bucarest? Lì, come ci ha accolto la gente di Bucarest, lì c'è stato tutto un percorso, chiaramente un'evoluzione. All'inizio era una società talmente
in qualche modo sfasciata, perché i primi anni dopo la caduta del regime era tutta la società in grossa difficoltà. Chiaramente poi i ragazzi erano l'anello debole di tutta la catena, no? E sono quelli che hanno pagato di più in termini anche di costi di vite umane, eccetera. E per cui all'inizio c'era un po' questo disorientamento, dico ma chi sono questi? Poi immaginatevi, figurate, ripeto, a 1992 Bucarest, un clown franco-algerino che arriva e fa degli spettacoli di strada, e questo è scemo, è un folle, no? Cioè, non è che capisci molto di che cosa stia succedendo. Poi c'è stata invece una fase in cui la città di Bucarest ha negato il problema, perché era la fase in cui la fase di preadesione dell'Unione Europea, voi siete giovanissimi, siete giovani, avete l'età di mio figlio, per cui questa fase non l'avete vissuta, però c'è stato quasi un decennio in cui l'immagine della città di Bucarest era associata ai ragazzi di strada, l'immagine della Romania ai bambini degli orfanotrofi. Ora è chiaro che un paese non è che salti dalla gioia a sapere che la sua immagine è legata a quei fenomeni drammatici, piuttosto che i romeni sono tutti ladri, eccetera. Per cui c'è stato veramente una fase di non riconoscimento, di diniego del fenomeno stesso, che ha fatto sì che il fenomeno poi si sia prolungato negli anni, perché se invece ci fossimo resi conto che il problema c'è, lo riconosciamo, lo affrontiamo, invece no, lo nascondiamo, lo rendiamo invisibile, così lo prolunghiamo. E poi c'è stata invece la fase, quella attuale, eccetera, in cui c'è finalmente un paese che ha deciso di assumersi le sue responsabilità rispetto ai fenomeni. Questo è legato però a tutta l'evoluzione del paese. Tenete conto che quando le facoltà di assistenza sociale, psicologia, eccetera, erano state chiuse dal regime alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, perché erano considerate delle fucine, delle fabbriche di dissenso verso il regime, per cui per esempio la psicologia era rimasta negli anni 90, era insegnata soltanto nelle scuole militari. Dico questo che può sembrare strano, però spiega un po' di cose. Per cui negli anni 90, quando cade il regime, esplodono tutta una serie di fenomeni sociali, il problema è che non ci sono professionisti, non ci sono operatori. Non ci sono assistenti sociali, non ci sono educatori, non ci sono psicologi. Per cui chi ha cura di queste cose qua? E per cui anche non c'erano quindi, tu mi chiedevi no, come prendeva la gente, per cui non c'era neanche la capacità di leggerli questi fenomeni. No? Il ragazzino che viveva sulla strada piuttosto che è perché era colpa sua, perché nessuno aveva gli strumenti per leggere la problematica nel suo insieme. È stata un'evoluzione, ecco, non so se sono stato chiaro, forse come al solito esagerato. Qual è stato il rapporto con le forze dell'ordine? Vi hanno sostenuto, vi hanno ignorato o vi hanno ostacolato? In genere il rapporto con le forze dell'ordine è sempre conflittuale, quando lavori sulla strada, per tante ragioni. Poi per carità, ripeto, oramai le cose stanno cambiando, però se lo leghiamo a quello che ti dicevo prima, no, legato alla capacità di leggere dei fenomeni, eccetera, le forze dell'ordine, tenendo conto che erano invece le forze dell'ordine che venivano fuori dal regime nei primi 2 decenni, per cui c'era una visione molto legata all'ordine pubblico. I ragazzi ne hanno prese di botte, tante, e non solo i ragazzi, anche gli operatori. Siamo sempre stati molto ostacolati nei primi decenni, anzi spesso abbiamo ricevuto anche minacce o che, insomma, di lasciare, anche perché poi, ripeto, però va tutto contestualizzato perché anche lì il paese è un paese in transizione, anche il ruolo delle forze dell'ordine, la cultura delle forze dell'ordine è cambiata, eccetera. No? Oggi all'interno delle forze dell'ordine, così come all'interno delle forze dell'ordine italiane, ci sono gli psicologi, ci sono questi, insomma, c'è un'attenzione diversa al disagio, no? C'è più comprensione, ecco, come dire, più una ricerca di dialogo, di comprensione delle motivazioni. Ai tempi non c'erano. Ai tempi c'era veramente un atteggiamento molto molto repressivo, spesso di connivenza, con una serie di fenomeni, perché poi venivano sfruttati, il ragazzino era quello che comunque, papale, era quello che magari la sera ti veniva a portare la piccola mancetta, queste cose qua. Però generalmente, ecco, chi vive ai margini, generalmente con le forze dell'ordine non è che abbia un rapporto proprio di amore. Sì. Grazie ragazzi, grazie agli insegnanti che vi hanno preparato. C'è un'altra? C'è Francesco.
Scusami? Parada vuol dire niente, Milud chiamò la fondazione Parada da un film di Jacques Tati, che è Parada, in sé non vuol dire niente, la parata non ha un significato specifico, ecco, è un nome che è stato dato da così. Bene, adesso facciamolo sentire questo applauso che si è bloccato. E allora grazie per la vostra partecipazione così attiva. Leggo solo 3 dei tanti commenti che sono arrivati, tutti di apprezzamento, di gratitudine. Giulia dice: ha fatto un percorso come operatore turistico e si è per caso ritrovato a fare l'educatore di strada. In qualche modo anche lei ha tirato fuori delle risorse che aveva. Poi c'è una domanda di Franca, ma non riusciamo adesso a dare spazio purtroppo a tutti. Silvia dice: grazie per aver condiviso queste intense esperienze e aver fatto vedere l'immensità dell'Educhiamoci che coinvolge l'essere umano in tutte le età. Mi stimola, mi fa venire nuove idee e soprattutto nuove domande. Questa cosa del suscitare domande agli adulti ci piace molto a Educhiamoci. E infine Laura, grazie di cuore, complimenti, molto interessante e coinvolgente. Quindi da parte di tutti noi veramente un ringraziamento molto sentito a Franco Aloisio per questo contributo che ci ha appassionati, ci ha toccati. Grazie per averci raggiunto da Bucarest ed essere stato nostro ospite in presenza. Ringrazio la dottoressa Letizia Cavallini per la sua presenza qui e il contributo. Ancora una volta agli insegnanti e agli studenti e alle studentesse dell'ENAIP che sono venuti in presenza e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa e partecipano sempre in maniera molto attiva. Vi leggo gli appuntamenti della giornata perché Educhiamoci ovviamente continua. Alle 15 ci sarà un incontro dal titolo La teoria polivagale nei contesti educativi 06 con Silvia Iaccarino. Alle 17:30 saremo con Ezio Aceti per un incontro dal titolo La bellezza dell'educare e infine questa sera alle 20:30 avremo Cristina Bertazzoni e Gian Antonio Stella per un incontro dal titolo La scuola che vorrei quando le cose faticano a cambiare. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia tutti di cuore per averci seguito. Vi invitiamo a continuare a tenervi in contatto con noi attraverso il sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie a tutti, buona continuazione di giornata.